A complicare la vita delle imprese oggi è il grosso problema dei crediti e la Regione Veneto, per dare ossigeno al settore produttivo, ha stanziato un fondo anticrisi. L'ossatura dell'economia veneta è composta soprattutto da piccole, medie e micro imprese, costrette da tempo a fare i conti con carenze di liquidità dovute in particolare ai ritardi nei pagamenti da parte della pubblica amministrazione e non solo. Per andare loro incontro, la Regione Veneto ha costituito un fondo anticrisi. Ce ne parla il direttore di Artigianfi di Vicenza, Luciano Sassetto. La Regione di recente ha stanziato circa 350 milioni di euro con una delibera recente gestiti dalla finanziaria regionale col sistema dei fondi di rotazione. Ci saranno interventi per poter anticipare i debiti della pubblica amministrazione nei confronti delle imprese, debiti chiaramente certificati. Le imprese avranno anche la possibilità di poter anticipare i propri crediti e anche la possibilità di rifinanziarsi i debiti a medio e lungo termine. Artigianfi di Vicenza, attraverso le sedi presenti in tutta la provincia, è un punto di riferimento per questa iniziativa che si affianca ad altre importanti opportunità, come la nuova moratoria, ovvero l'accordo nazionale tra governo, associazioni di categoria e banche, che permette sia di congelare i mutui accesi prima del 28 febbraio 2012 che di allungare le rate fino ad ulteriori 3 anni. Sassetto ci ricorda poi che si possono allungare anche le scadenze dei debiti a breve, ossia per i fidi di gestione dell'azienda, un'ulteriore boccata di ossigeno per le imprese che oggi si vedono costrette a coprire con propri esborsi i crediti scaduti e non ancora incassati. Per effetto dei decreti sulla certificazione dei crediti delle aziende, le banche presto si attiveranno per rendere disponibili anche le anticipazioni dei crediti vantati dalle imprese verso la pubblica amministrazione. L'aspettativa su tale fronte è molto alta, soprattutto per verificare se verranno adottate procedure rapide e semplificate.